Buongiorno Sicilia, martedì 28 novembre da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi in argomenti nostri, le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. Ci saranno delle sorprese divertenti e anche preoccupanti. L'artigianato alle prese con le nuove tecnologie e poi un aggiornamento sul Covid che sta succedendo nelle scuole e nelle università. Ma innanzitutto l'attualità più stretta. Una sciagura in provincia di Caltanissetta, una bimba di 8 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale dei bambini di Cristina di Palermo. Pensate, è stata investita da un trattore a San Cataldo nell'Isteno. Quest'uomo che stava lavorando con il trattore stava facendo una manovra, naturalmente non ha visto la piccola che in quel momento era sola ed era vicina a un cancello, l'ha presa in pieno ed è stato lui stesso a soccorrerla e a portarla in ospedale. Adesso torniamo a parlare invece della morte di Roberta Siragusa nel 2021 a Caccamo, vicino in provincia di Palermo. C'è stata la conferma dell'ergastolo per Pietro Monreale, accusato di averla uccisa e di avere poi bruciato e occultato il cadavere. Lei lo voleva lasciare. Si è mostrato impassibile di fronte alla lettura della sentenza che lo ha nuovamente condannato all'ergastolo per omicidio aggravato e occultamento di cadavere, confermando la decisione in primo grado. La Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha inflitto infatti la massima pena per Pietro Monreale, allora 19enne, accusato di avere ucciso e dato fuoco a Caccamo, nel Palermitano, nella notte tra il 23 e il 24 gennaio 2021, Roberta Siragusa, la sua fidanzata che aveva solo 17 anni. Respinte così tutte le tesi della difesa dell'imputato che sino all'ultimo ha sostenuto non vi fosse alcuna prova contro il suo cliente. Monreale si è sempre proclamato innocente, sostenendo che Roberta si fosse data fuoco da sola dopo un litigio. Con il verdetto è stato confermato anche il diritto al risarcimento, oltre a provvisionali per circa 800.000 euro per i parenti della vittima, che si sono costituiti parte civile nel processo con il Comune di Caccamo e alcune associazioni contro la violenza sulle donne. La notte del femminicidio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Pietro Monreale avrebbe prima picchiato la fidanzata, che aveva deciso di lasciarlo per darle poi fuoco nei pressi del campo sportivo e caricare il corpo sull'auto, lasciando il cadavere in un dirupo non distante dalla casa della vittima. In aula, al momento del verdetto, erano presenti i genitori e il fratello di Roberta, i genitori e alcuni amici di Pietro. Prima che la Corte si ritirasse in Camera di Consiglio, il sostituto procuratore generale, Maria Teresa Maligno, ha chiesto all'imputato se avesse qualcosa da dire. Il giovane ha risposto di no. A Siracusa sono 2 i sacerdoti indagati per abusi sessuali. Su questi fatti sconcertanti, l'abbiamo già detto, la Procura ha aperto un'inchiesta. L'Arcidiocesi ha risposto con una nota in cui si sostiene che non c'è timore della verità. Intanto Don Fortunato Di Noto invita i genitori che vengono a sapere di queste cose a denunciare. Vediamo. Sono notizie con il contagocce. 2 sacerdoti siracusani indagati per presunti abusi sessuali. Una vicenda arrivata direttamente negli uffici della Procura, che ha già interrogato decine di persone. Un'indagine allo stato embrionale di cui la Curia di Siracusa dichiara di non essere a conoscenza. Non dobbiamo temere di proclamare la verità, anche se a volte scomoda, ma piuttosto di farlo senza carità, senza cuore, scrive in una nota oggi l'Arcidiocesi, citando le parole di Papa Francesco, mettendo in guardia però contro l'informazione scandalistica. Un altro caso che potrebbe allungare il numero dei preti pedofili. Qualche anno fa la denuncia di un giovane di Francofonte, oggi maggiorenne, che aveva raccontato di avere subito violenze da un sacerdote dall'età di 9 anni fino ai 18. L'udienza preliminare per l'ex cappellano militare è fissata per il prossimo 16 gennaio. In carcere a 83 anni è finito l'ex arciprete di Augusta, condannato per abusi sessuali ad oltre 5 anni. Scandali che purtroppo si ripetono in tutta Italia. Secondo un censimento indipendente, negli ultimi 15 anni sono 164 i preti pedofili condannati, altri 166 sono denunciati, 88 i casi solo segnalati dalle vittime, per un totale di 418 preti coinvolti, oltre 29.000 le potenziali vittime. Per prevenire gli abusi sono stati istituiti presso ogni diocesi gli sportelli per la tutela dei minori, a coordinarli Don Di Noto. Non è un servizio di un posto di polizia, è un posto
dove è possibile a livello pastorale di prendersi cura delle persone che sono ferite da parte di alcune persone che non dovrebbero fare questi gesti, anzi sempre e comunque una condanna netta per quanto riguarda chi compie abusi sessuali sui minori. È bene ribadirlo perché non c'è assolutamente nessuna giustificazione. Stiamo attenti a non cadere nelle trappole emotive, ma sicuramente una denuncia aiuta a capire meglio cosa è accaduto. La sfida più importante per la Chiesa del nostro tempo, ma il cammino è ancora lungo. Ecco, adesso è il momento della parola ad Angelo Gagliano per la rassegna stampa. Cominciamo, Michele, buongiorno ancora, dalla Sicilia di Catania, la prima pagina della Sicilia di Catania, che ha due fatti in primo piano. Si parla di energia e si parla di arte. Intanto l'energia, eccola qui la notizia: priorità rigassificatore previsto in Sicilia dal CDM, mercato tutelato, niente proroga, più pozzi di metano, eolico e anche offshore al sud. Questo è quanto deciso dal Consiglio dei Ministri. E poi la rimodulazione del PNRR, più fondi riforme per imprese ed energie. Si parla anche di arte ritrovata e fra poco vedremo il perché. I carabinieri hanno recuperato in un garage di Aci Castello 3 tele sparite dalle sale del Museo Civico Guzzone di Militello in Val di Catania l'aprile del 2013, quindi sono state trovate queste tele. E per essere proprio in tema, vedete, c'è la foto con questi dipinti in un garage, dipinti rubati in un museo, li ho trovati al mercatino, sì, questa certo. sarebbe stata la spiegazione. I carabinieri recuperano 3 quadri del valore di 100.000 euro, denunciato un 69enne. Questa è la notizia che riguarda l'arte, ma torniamo sulla prima pagina della Sicilia. Si parla ancora dell'assassinio di Giulia, Turetta sarà sentito dai PM, si valuta adesso anche la premeditazione. E a Paternò ha tentato di soffocare la sua ex, un 20enne, è finito in carcere, per dire insomma che non è cambiato praticamente nulla nonostante le manifestazioni di questi giorni. Si continua ancora con questi gesti che certamente non solo sono da condannare, ma adesso speriamo che il nuovo provvedimento che è stato adottato dal governo possa in qualche modo bloccare, frenare il fenomeno. Mercato tutelato, torniamo alla notizia dell'energia. Niente proroga, sbloccato il rigassificatore in Sicilia, nuovi giacimenti di metano, decisi anche 2 impianti eolici offshore al sud. Quindi, nella particolare, per quanto riguarda i consumatori, nessuna proroga per la fine del mercato tutelato di luce e gas. Le tariffe di bollette fissate dallo Stato e non dalla concorrenza finiranno come previsto il 10 gennaio 2024 per il gas e il 1 aprile per l'elettricità. Quindi diciamo che bisogna fare in fretta adesso trovare un altro gestore, un altro fornitore di energia, sia per quanto riguarda il gas sia per quanto riguarda l'energia elettrica. E poi brutte storie che riguardano i migranti, l'orrore sui corpi segnati da torture e stupri al Policlinico. Siamo a Palermo, e racconti di 39 vittime di trafficanti e anche di scafisti. Ma intanto nelle ultime ore a Lampedusa sono ricominciati gli sbarchi, altre 573 persone, tra cui 4 donne e 2 uomini, sono sbarcate a Lampedusa dopo essere state soccorse comunque dalle motovedette della Guardia Costiera, e l'hotspot torna di nuovo a popolarsi con le solite operazioni che vengono poi portate avanti dalla prefettura di Agrigento per alleggerire il carico. Siamo adesso a Catania, parliamo di processo, di dunque condanne, di sentenze. Questa è la sentenza Dakar, quella a cui ci riferiamo. Cosa Nostra in guerra, sono stati condannati i sicari di 2 omicidi avvenuti nel 2004, confermata la pena a 30 anni per 5 imputati, ridotta a 20 quella di Marco Strano, tutti incastrati da un pentito. A riportare questa sentenza e dare i particolari alla collega Laura Di Stefano della Sicilia. E chiudiamo con la Sicilia parlando della città di Catania, perché si parla dell'asse Ognina, lavori per lo spartitraffico e dunque di viabilità parliamo anche. New Jersey e alberi per separare la corsia quasi pronta, a quella in direzione di circonvallazione in attesa del bando. La conclusione dell'intervento a metà dicembre. Entro Natale il Comune
punta ad aprire il tratto dal viale Ulisse al Rotolo. Sebbene a mezzo servizio, l'opera alleggerirà il caos su piazza Mancini Battaglia, il concorso di progettazione e il nodo ponte. Insomma, ci sono tante novità che riguardano anche la viabilità cittadina a Catania. Adesso siamo a Palermo con il Giornale di Sicilia, perché si punta in questo caso invece sulla carenza dei medici e quindi sulla sanità siciliana. La regione è a caccia di medici, reparti sempre più sguarniti, parte un avviso pubblico aperto anche a professionisti stranieri per colmare un fabbisogno di quasi 1500 camici bianchi in tutti gli ospedali e anche le ASP, quindi una situazione per niente rassicurante sul fronte sanitario. La Corte dei Conti: bisogna fare le gare per le tratte con gli autobus, criticate le proroghe alle autolinee private, c'è l'impegno del governo a preparare i bandi nel 2024, nel mirino pure i fondi arrivati da Roma per i mancati introiti fiscali durante la pandemia. E si parla anche di altro, si parla, come abbiamo visto, della conferma dell'ergastolo per l'ex fidanzato, il fidanzato che ha ucciso la giovanissima, la 17enne Roberta. Ergastolo confermato, Pietro Monreale colpevole del delitto anche per i giudici di secondo grado. E poi in tema sempre di violenze, di assassini brutali, femminicidi, l'assassinio di Giulia, Turetta dal GIP, illegale, nessuna istanza per i domiciliari. E poi invece qualcosa di più leggero, con questa fotonotizia che vediamo a centropagina sul Giornale di Sicilia. Capodanno con il botto, a Palermo ci sarà Elodie, il concerto a Piazza Politeama, e quindi insomma ci si prepara a quelli che saranno i festeggiamenti per salutare l'arrivo del nuovo anno e dare addio a quello che ci lasceremo alle spalle. Il rigassificatore, sbloccato l'impianto di Porto Empedocle. L'urgenza sancita per decreto, luce e gas, fine del mercato tutelato. Questo è un tema ricorrente oggi. Poi si parla anche di pensioni che sono legate all'inflazione, stabiliti gli aumenti da gennaio fino a 130 euro in più sulla manovra. Oggi i sindacati vanno a Palazzo Chigi. Questa è la prima pagina del Giornale di Sicilia. Adesso la prima delle edizioni di Palermo della Repubblica, c'è un'inchiesta. Totò piglia tutto, ascesa e segreti del redivivo Cuffaro, un evidentemente approfondimento sull'ex presidente della regione, leader della Nuova Democrazia Cristiana. Ci sono diverse pagine anche all'interno. Poi si torna a parlare della storia del professore universitario sessista. Le accuse non sono più anonime. In una relazione le testimonianze di 3 allieve. Il rettore Midiri avvia il giudizio disciplinare nei confronti del professore. Ti ricorderai certamente del caso dell'ascensore che all'ASP non funzionava, proprio quello dedicato ai disabili. Mai più disabili visitati in strada. Adesso l'ascensore funziona. E nelle pagine interne, a proposito di questo ascensore, c'è un approfondimento, lo possiamo vedere dopo quanto denunciato qualche settimana fa. L'ascensore dell'ASP torna a funzionare, mai più disabili visitati in strada. Il responsabile dell'aiuto materno: fuori uso per un paio di giorni, ma in realtà era guasto da circa 3 anni. Le testimonianze delle persone in carrozzina: il problema riguarda anche le donne in gravidanza e gli anziani. Quindi insomma si è cercato di porre un rimedio, anche se in ritardo. Siamo adesso sempre a Palermo. Zen, riscatto possibile, così esordisce da regista l'ex commesso del bar, quindi una bella storia. Al cinema Lux si presenta Un destino migliore di Gaetano Di Lorenzo. Tutti abbiamo bisogno di una chance. Racconti dunque che arrivano dalle periferie. E invece c'è una situazione in stallo al comune di Palermo. Liti sulle poltrone e il comune è in stallo. Ma ancora non è finita la vicenda? No, ancora no. Cantieri, delle poltrone al comune di Palermo, incredibile. buche, movida, tutto rinviato. Perché centrodestra è diviso, paralizza il Consiglio, resta nei cassetti il tesoretto di 35 milioni per i lavori di fine anno. Insomma, bisognerebbe forse prendere una decisione e in qualche modo
insomma, fare sentire alla città che c'è la presenza dell'amministrazione. Intanto però si pensa anche al Capodanno. Elodie star del Capodanno in piazza, la cantante batte Neck e Antonacci. Il Comune ha scelto la proposta di punto e a capo, mercatini di Natale anche nei portici di Piazzale Ungheria. E quindi insomma si prepara Palermo, così come ha già fatto Catania. Abbiamo visto i mercatini di Natale, abbiamo seguiti anche nei giorni scorsi e nel centro storico. Siamo in chiusura con la rassegna stampa regionale e adesso invece ci occupiamo della Gazzetta del Sud. Oggi il tema principale in riva allo Stretto, nella città di Messina, è l'elezione del nuovo rettore, un nuovo rettore per guardare oltre, o Limosani o il tandem Spatari-Moschella. Oggi ci sarà lo scrutinio decisivo, l'Università di Messina scopre chi la guiderà dopo la bufera Cuzzocrea. Ieri affluenza di poco più alta rispetto a quanto era successo rispetto al 23, quindi insomma vedremo che cosa succederà, lo scopriremo nelle prossime ore. Intanto è stata liberata la nave fantasma arenata a Rometta, abbiamo seguito le vicende anche nel corso del telegiornale nella giornata di ieri e con la Gazzetta apriamo in qualche modo le notizie anche nazionali. Ok del governo alle pagelle per le toghe. Giustizia, mentre per ora diciamo, l'introduzione dei test psicoattitudinali rimane una ipotesi, ma si parla anche di questo. Sul decreto energia, chiusa l'era del mercato tutelato per luce e gas, ne parleremo fra non molto con gli approfondimenti nazionali. Poi ancora a livello internazionale è stata prolungata la tregua, almeno altre 48 ore senza bombe, questo è diciamo una buona notizia, diciamo così, perché si possono continuare a fare questi scambi di prigionieri. Adesso chiudiamo con una notizia che riguarda proprio i medici. Mancano i medici, si cercano all'estero, si punta a coprire 1494 posti negli ospedali dopo che molti concorsi sono andati deserti. Mancano 1500 medici in Sicilia, ragazzi, una cosa impressionante. E c'è un allarme che è del CIMO, troppe aggressioni, così si rischia di chiudere alcuni pronto soccorso, quindi non solo mancano i medici, però ci sono anche questi problemi perché in molti ospedali manca diciamo, la sicurezza in alcuni posti e poi insomma, succedono anche queste aggressioni poco piacevoli, poco rassicuranti per chi lavora anche. Tra poco i quotidiani nazionali con il nostro Angelo Gagliano, state con noi, buongiorno Sicilia, a più tardi. Buongiorno Sicilia, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali con Angelo Gagliano. E allora riprendiamo stavolta, come dicevi tu, con i quotidiani nazionali e partiamo da Repubblica. Repubblica in prima pagina, stamattina pubblica, fallisce il blitz contro le toghe, lo scontro con i giudici, quello che viene evidenziato. Il governo voleva test psicoattitudinali per l'ingresso in magistratura, la proposta è stata congelata e l'Associazione Nazionale dei Magistrati c'era un'idea di Licio Gelli, via libera intanto alle pagelle dal Partito Democratico, Crosetto venga in aula. E poi c'è un maxi emendamento per le pensioni di medici e di statali. Comunque le pagelle ci saranno, non ci saranno i test, ma le pagelle sì. E poi la tregua si allunga di altri 2 giorni per liberare più ostaggi e leggiamo anche TikTok lancia la sfida ai dinosauri del commercio web, quindi questa è una nuova frontiera che vedremo a cosa porterà. Lasciamo la prima pagina di Repubblica, andiamo brevemente all'interno di Repubblica per dire che la guerra Israele-Hamas sono stati rilasciati altri 11 ostaggi, il cessate il fuoco allungato di 2 giorni, racconto di alcuni dei liberati durante la prigionia. Abbiamo ricevuto la visita di Yahya Sinwar, che è il leader jihadista di Gaza. Bell'incontro. E poi lasciamo Repubblica per andare a vedere invece dalle pagine, la prima pagina del Corriere, perché vedete anche il Corriere stamattina fa una doppia apertura, perché si parla della guerra in Medio Oriente con la tregua che è stata prolungata per liberare altri 20 ostaggi
e dall'altra parte c'è il sì del governo alle pagelle per i magistrati, caso Crosetto, il ministro è pronto a riferire in aula. Questi sono i fatti più importanti in primo piano. Lo stesso quotidiano però parla della fine del mercato tutelato per gas e luce, stop al mercato tutelare, e poi c'è un'altra notizia che ha a che fare con la cronaca. Un pentito, un narcotrafficante, ha ceduto allo Stato un'isola a Dubai e il boss dei Van Gogh, vogliamo saperne di più. Il narcotrafficante Raffaele Imperiale, in carcere pentito, oltre a collaborare ha deciso di cedere all'Italia un'isola artificiale di fronte a Dubai. Il valore è di circa 70 milioni. Si era fatto un'isola da 70 milioni. Esattamente. Poi l'altra notizia che ci riporta invece alla cronaca italiana: il legale di Filippo, non ricorreremo contro il carcere. Allora, questa notizia andiamo a leggerla in maniera più approfondita, diciamo proprio la vicenda di Giulia, dalle pagine interne del Corriere. Nessun ricorso per i domiciliari, Turetta nella cella vicino a Benno, Verona. Oggi Filippo potrebbe rilasciare dichiarazioni per negare la premeditazione. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera. La stessa notizia la ritroviamo in qualche modo anche su Repubblica. Filippo sarà scontro sul vizio di mente, il legale non chiede la scarcerazione, e il tema, diciamo, di questa mattina è proprio questo. Filippo davanti al GIP caccia la verità nell'auto della fuga. Oggi l'interrogatorio di garanzia per l'assassinio di Giulia, tanti misteri da chiarire, e la difesa potrebbe puntare sulla perizia psichiatrica, attesi reperti anche dalla Germania. Questa mi sembra la strada che sta scegliendo la difesa, visto che non chiede neanche la libertà, quindi in realtà è questo. È una vicenda, insomma, che fa discutere. Poi l'altra notizia che abbiamo visto e che i quotidiani stamattina trattano, un po' tutte, a partire proprio, come dicevamo, dal Corriere, lo stop alle bollette diciamo del mercato tutelato. Allora, scrive la Corriere: bollette niente proroga per il mercato tutelato, incentiva le imprese, pensioni con l'adeguamento all'inflazione, aumenti fino a 130 euro. Cosa dice il nuovo decreto legge sulla energia? Prevede 27,4 miliardi di investimenti e include incentivi per le imprese energivore per installare impianti da fonti rinnovabili. C'è poi il via libera, l'abbiamo detto, al rigassificatore di Porto Empedocle, di Gioia Tauro, quindi arrivano 2 rigassificatori in Italia e in qualche modo dovremmo poter, non adesso, certamente quando saranno pronti, avere maggiori riserve di gas, certamente, senza contratto. Cosa significa questo titolo che prendiamo dalla Stampa? Perché sono quasi 7 milioni, 6,7 milioni gli italiani in attesa del rinnovo, 31 categorie coinvolte, i lavoratori del commercio aspettano da 4 anni e tornano in piazza, quindi è una notizia che ci porta al mondo del lavoro con la Stampa. Il Messaggero nelle pagine interne invece torna al mercato tutelato, c'è la fumata nera sulle bollette. Per il mercato tutelato si cerca l'intesa con l'Unione Europea. Cosa significa? Il rischio di nuovi aumenti per le famiglie, il Ministero luce, soluzione entro gennaio, quindi si cerca di trovare una mediazione. Per il piano tariffe c'è il freno di Fitto che ipotizza ostruzionismi sul recovery. Insomma, è tutta una battaglia che si gioca su diversi tavoli, non soltanto sul tavolo, diciamo, del governo italiano. Adesso torniamo alle altre prime pagine della giornata. Siamo con Avvenire, una tregua in più, è riferimento evidentemente al conflitto in Medio Oriente e questa proroga della tregua. I mediatori, diciamo, annunciano l'estensione della pausa dei combattimenti nella striscia, liberati gli ultimi 11 ostaggi che riguardavano il primo accordo, si tratta adesso per il rilascio di altre 20. E poi, eccola qui, medici senza futuro all'estero per forza. Quindi si spiega il perché mancano diciamo, i medici, è un problema economico, viaggio tra i giovani dottori, scioperi in arrivo. Sono i peggio pagati in Europa, quindi di conseguenza... E quindi vanno a cercare fuori dalla nostra Italia maggiori soddisfazioni. Ecco, mettiamola così. Poi ancora dalla prima pagina
di Avvenire, scintille di bellezza, non siano i voti a giudicare le scuole migliori. Questa è una riflessione di Marco Erba. Giudicare la qualità di una scuola a partire dalle prestazioni accademiche dei suoi studenti è del tutto fuorviante. Certo, una buona scuola è una scuola che prepara bene i suoi allievi, ma la preparazione misurata in termini numerici è solo uno dei parametri. Una riflessione che troviamo come sempre su Avvenire, dove molte volte ci sono degli approfondimenti e delle riflessioni. Poi, attenzione, perché il giornale ha diverse notizie, però quella diciamo più interessante è proprio l'assalto dell'Islam. Vogliono arrestare le idee, la commissione dei magistrati per schedare chi li critica. Quindi pagelle per le toghe, no al test psicoattitudinali. Insomma, cosa si mette in evidenza? Che ci sarà una commissione dei magistrati e metteranno, diciamo, in fila uno dietro l'altro l'elenco di chi critica le idee dei magistrati. Però questo è il giornale che lo scrive stamattina. Il decreto del governo: crescono le pensioni fino a 122 euro in più. E poi lasciamo il giornale, adesso il Fatto Quotidiano, che ha di segno opposto, naturalmente. Assolutamente segno opposto, e poi questo titolo è significativo. Continua a restare questa B puntata per indicare Berlusconi: è vivo e lotta insieme a loro. Cosa vuole dire? Lite a destra sull'attacco di Crosetto ai giudici. È tutto ispirato dalla politica che aveva a suo tempo Berlusconi, che non c'è più. Sulla giustizia, e quindi diciamo che si tira in ballo nuovamente Berlusconi. Libero invece punta sulle pensioni. Aumentano le pensioni, assegni più pesanti, il Ministero fissa 5,4% gli adeguamenti delle rendite all'inflazione, da gennaio le rivalutazioni, a dicembre arretrati fino a 197 euro. Questa è, diciamo, la soluzione. Ricorderai certamente diciamo, la comandante di una imbarcazione, di una nave che non fa altro che salvare, diciamo, vite nel Mediterraneo. Per la Racete pure il clima è un problema di sessismo. Sappiate che mentre state leggendo queste righe mancano 6 anni, 35 giorni e alcune ore alla fine del mondo. Insomma, previsione catastrofica. Da qui nasce il processo, anche uno dei processi per Salvini, le vicende legate per l'appunto alle navi delle ONG. E ancora adesso invece parliamo del Manifesto. Striscia positiva, questo è il titolo con foto scelta dal Manifesto. L'annuncio giunge al tramonto, il riferimento evidentemente è l'accordo tra Israele e Hamas, i 2 giorni in più di pausa fino a giovedì mattina, ossigeno per Gaza che è stremata, aiuti in arrivo dal nord in macerie e altri scambi di prigionieri ed ostaggi. E ancora con i magistrati uno scontro a parole relativo alle, diciamo, schermaglie, chiamiamole così, tra il governo e diciamo, le toghe. Toghe stretta sui fuori ruolo, questa è la notizia su cui punta il Messaggero. Il Consiglio dei Ministri vara le pagelle per le promozioni dei magistrati. Nordio blocca i test psicologici, Crosetto frena sulle polemiche con i giudici. Le mie erano preoccupazioni e non. Beh, importante questa una precisazione da parte del Ministro della Difesa. E poi ancora le pensioni a rialzo nel 2024, sarà del 5,4%, e gli aumenti arriveranno fino a 130 euro. E si parla ancora dell'Expo del 2030, perché insomma, in ballo ci sono tantissimi soldi. Oggi arriverà la decisione a Parigi, Israele rompe con Riyadh, voto a Roma. Vota per Roma. E quindi c'è un alleato in più per Roma e per il nostro paese. Si allunga di 48 ore la tregua a Gaza. Giallo sugli ostaggi. Un'ultima prima pagina, eccola qui, è quella del Tempo, il giorno della verità, in riferimento proprio all'Expo 2030. Oggi a Parigi si assegna l'esposizione che vede l'Arabia Saudita favorita per vincere, servono 120 voti, Roma punta al ballottaggio, c'è pure la coreana Busan, in Francia con Gualtieri anche il ministro Abodi, verdetto atteso per le 17. E poi torna Di Battista in politica, ma rassicura: niente europee, e questo
Ma quello è Di Maio, però. Quello è Di Maio. Se vuoi fare tornare pure te, non fa complimenti, Quindi, cioè, se vuoi pure tornare. Diciamo che questa è la posizione di Osho stamattina, noi ci fermiamo, siamo puntuali. Va bene, adesso meteo e poi un bel promo, subito dopo i nostri primi ospiti. State con noi, buongiorno Sicilia, si parlerà di intelligenza artificiale. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì contesto soleggiato sulla Sardegna ma anche sulle regioni settentrionali, seppur con nevicate su Alpi confinali. Tempo invece instabile al centro-sud ma anche sulla Sicilia. Avremo dunque precipitazioni sparse più concentrate nella prima parte della giornata. Nelle ore centrali infatti non mancheranno ampi spazi soleggiati, seppur con un po' di variabilità in serata sul Messinese ma anche sul Ragusano. Attenzione ai venti che saranno sostenuti, tutto con temperature massime diurne che non andranno oltre i 20-21 gradi. Situazione che poi andrà a migliorare nella giornata di mercoledì. Torna il bel tempo su tutta la Sicilia. Avremo dunque ampi spazi soleggiato in un contesto stabile asciutto, seppur con un po' di variabilità in mattinata ancora una volta sul Messinese. Ventilazione sostenuta con clima mite, in particolar modo sulle zone costiere. Con questo è tutto, dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. Tutti i giorni prima del TG non perdetevi C'è chi la vuole cotta alle 13 e alle 19:30 naturalmente su Antenna Sicilia. 17 novembre, Bonjour Sicile de Michele Cucuzza et d'Angelo Galliano. Aujourd'hui, comment remédier à la récupération des hommes qui maltraitent les femmes? Encore pas seulement Davis, pas seulement Bagnaia, mais nous aurons le plaisir d'accueillir en studio Lucia Hélène Ayari, or au championnat d'Europe des moins de 21 ans. Un spectacle amusant arrive au Teatro Musco de Catane. Vabbè, non avete sbagliato canale, non siete su una rete francese, ma questi sono gli scherzi che si possono combinare con l'intelligenza artificiale. Uno come me che a malapena sa dire due parole in francese diventa un perfetto conduttore in francese. È vero, professor Davide Bennato, che insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Catania. Buongiorno. Buongiorno. Sì, effettivamente l'intelligenza artificiale è diventato uno strumento attraverso il quale è possibile, diciamo così, ampliare le nostre capacità di fare cose. Ormai esistono app che permettono di fare appunto il doppiaggio in tempo reale in un'altra lingua, la possibilità di essere sottotitolati sia in italiano che in altre lingue, quindi sicuramente ormai è diventato uno strumento alla portata di tutti e con una bassa barriera all'accesso, nel senso che basta avere un telefonino in alcuni casi che si possono fare delle cose veramente mirabolanti fino a qualche anno fa. Ecco, adesso abbiamo un secondo ospite che è da New York, eccolo qua, è Pietro Schirano, che è fondatore di Everart AI, sarebbe AI, intelligenza artificiale, che ha avuto a che fare anche con ChatGPT. Allora adesso ci dovete spiegare insieme, per favore, che diavolo è successo con questo Altman. Altman è stato in un primo tempo licenziato, allontanato, perché aveva detto qua la situazione sta degenerando, è pericolosa, e dopo un po' però lo hanno ripreso, probabilmente gli avranno dato anche un bel pacco di dollari, però a parte questo deve essere successo qualcosa. Chi vuole rispondere? Vuole rispondere lei, Schirano? Che è successo? Perché questi guru dell'intelligenza artificiale cambiano idea? Prima dicono stiamo andando troppo veloci, è rischioso, e poi dicono no, ma in fondo se può fare, come si dice a Roma. Certo, innanzitutto buongiorno. Ciao Michele, ciao Angelo. Sì, praticamente Sam Altman è stato licenziato ovviamente il venerdì scorso per poi ritornare a OpenAI il lunedì. Ci sono tanti gossip adesso nella Silicon Valley. Una, diciamo, delle teorie principali è che OpenAI abbia fatto una scoperta abbastanza importante riguardo l'intelligenza artificiale per far sì che, diciamo, questi sistemi diventino ancora più importanti, ancora più diciamo, capaci di fare cose ancora migliori di quelle che sanno fare adesso, e quindi c'è stato un freno dalla parte di alcuni dipendenti perché si credeva che Sam Altman praticamente si andasse a portare queste scoperte in maniera un po' troppo, diciamo, veloce rispetto a quella che volevano i dipendenti. Questo, diciamo, è uno dei gossip. L'altro gossip, ovviamente, sul suo ritorno è perché a fine anno ci saranno una vendita di azioni da parte di OpenAI
attorno ai 90 miliardi di dollari. Quindi ovviamente ecco, tantissimi prego. interessi sui dipendenti, perché volevano che Sam Altman rimanesse al potere, perché Sam Altman, oltre ad essere un grandissimo CEO, è anche una persona diciamo che sa fare del business, e quindi come no. c'è la paura che diciamo, Allora, fermiamoci qua questa che dobbiamo chiarire un po' bene, ma intanto vediamo ancora che cosa può fare già oggi sull'intelligenza artificiale. Restiamo a Catania e cominciamo a goderci un po' delle prospettive dei nostri luoghi migliori. Villa Bellini, ah no, qui dove siamo? Questo che è? La circonvallazione. Questa è la circonvallazione, ragazzi. Voi immaginate, noi siamo qua praticamente, Angelo, vero? Sì. Però tutto quello che c'è accanto non esiste e in realtà l'intelligenza artificiale dirà questa è la circonvallazione. Qui siamo alla villa, no? Villa Bellini, guardate un po' che roba, che la Villa Bellini viene trasformata così. Io posso mandare tranquillamente una foto ai miei amici in Giappone e dire io sto da quelle parti, prendo un po' di sole a Villa Bellini, non esiste nulla. Questa qua che è? I quattro canti qua siamo, se non sbaglio, no? Sì, i quattro canti, vedete, ci sono aerei, uomini che volano, macchine, cose pazzesche. Vediamo ancora un'altra, bellissima, un yacht trasformato in questa roba qua. Questo è tutto quello che può fare in poche battute così l'intelligenza artificiale. Professore, però qual è l'oggetto vero, al di là dei soldi, no? Perché come i calciatori è normale che ci si contenda un campione e uno offre di più, è normalissimo. È così. Però diciamoci la verità, qual è l'oggetto del contesto? Cioè, è la preoccupazione che si stia andando troppo veloci oppure la scoperta che in realtà questa intelligenza artificiale possa veramente sfuggirci di mano, cioè diventare qualcosa che poi noi non controlliamo, perché diciamolo banalmente, l'intelligenza artificiale non è altro che una serie di digitazioni che facciamo noi, le prepariamo prima, siamo noi che prepariamo, non è che c'è qualcuno, lo Spirito Santo che si mette là. Però ci può essere la preoccupazione che qualcosa sfugga di mano, oppure invece perché si va troppo veloci? Allora, il vero problema secondo me, e anche secondo diversi analisti che stanno cominciando a osservare quale potrebbe essere l'impatto sociale dell'intelligenza artificiale, è che è uno strumento troppo potente che non può essere lasciato in maniera indiscriminata nelle mani del mercato di massa. Ecco, questa è un po' la frase. Noi siamo stati abituati in questi ultimi tempi che qualunque innovazione tecnologica, i social, le app, eccetera, eccetera, possono tranquillamente avere un breve, come dicono in gergo, TTM, time to market, cioè sviluppato e subito lanciato sul mercato. In realtà l'intelligenza artificiale è uno strumento molto potente, molto capace di aggregare informazioni in maniera anche non prevedibile, per quanto siano comunque algoritmi e quindi procedure automatizzate, e come abbiamo visto nelle immagini anche la possibilità di creare immagini, di creare video che non esistono, che non esistono, esatto. Quindi il vero problema è fino a che punto è legittimo far entrare un mercato di massa all'interno di questi strumenti che sono potentissimi. Noi abbiamo visto negli ultimi tempi diciamo così, un'interferenza nella vita pubblica da parte dei social, che hanno un livello di, diciamo così, di intelligenza tecnica molto 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 basso. Se a questo associamo l'intelligenza, diciamo così, la capacità delle persone di utilizzare questi strumenti in maniera molto semplice, quindi una bassa competenza tecnica all'accesso, e in più la potentissima capacità di questi strumenti di manipolare le informazioni, che cosa succederà? Quindi è questo il vero punto del contendere. Ecco, Pietro Schirano, che a New York è un po' l'epicentro, lì siete più avanzati di tutti, abbiamo il rischio che facciamo dire ai leader politici qualunque cosa, cioè possiamo far dire a Putin tranquillamente dopo questo invaderemo quest'altro, piuttosto che purtroppo c'è una guerra terribile in Medio Oriente, fare dichiarare ai leader dichiarazioni che infiammano ulteriormente la situazione. A che punto siamo da questo punto di vista, Schirano? Certo, come diceva il professore, il rischio di misinformazione è molto elevato. Però, per esempio, come quelle immagini che stai facendo vedere prima, io penso che quelle siano state generate in ChatGPT. ChatGPT, per esempio, ha dei controlli affinché tu non possa creare immagini che vanno a riferire personaggi famosi o persone politiche. Infatti, se tu chiedi a ChatGPT di generare una foto di Donald Trump, ti dice guarda, la foto di Donald Trump non si può fare. Ovviamente quello è uno, diciamo, delle cose che si fa per andare a non manipolare il sistema. Le voci è un pochino più complicato, perché le voci vengono da aziende che praticamente rilasciano questo software in maniera quasi gratuita. Io parlavo francese benissimo un minuto fa, non so manco una parola. Non solo parlavi francese
con il tuo accento, Sì. che quella è la cosa molto importante. Non è solo la capacità di tradurre un linguaggio, ma è anche la capacità di apprendere come parli, apprendere il tuo accento e, Sì. e trasformarlo in un'altra Ma sai, ti lingua. dico Quella è una la cosa, ascolta, ti dico una cosa, se la regia è d'accordo, lo so fare anche in inglese questa roba qua, ce l'avete? Lo facciamo in inglese, guarda questo, ce l'abbiamo? Un secondo solo, mentre tu, col mio accento, cioè la voce di Michele Cucuzza che parla in inglese, scusate se mi metto in primo piano, ma insomma, visto che per scherzare, se riusciamo a farla, se no pazienza, se non ce la... Sentiamo. 9:17, good morning Sicily from Michelle Cucuzza and Angelo Galliano. Today, how to deal with the recovery of men who mistreat women. Not only Davis, not only Bagnaia, but we will also have the pleasure of hosting Lucia Ellen Ayari in the studio, gold medalist at the Under-21 European Championships. And then a hilarious show is coming to the Moscow Theatre in Catania. Grandioso, con l'accento perfetto, non come quelli lì degli aerei che insomma hanno accenti, lasciamo perdere quando parlano in inglese. Pietro, dicevi, scusami. Era perfetto, hai parlato in inglese in maniera perfetta, ma col tuo accento e la tua intonazione, che è qualcosa comunque di spettacolare. Era la mia voce, è una cosa incredibile, cioè la mia voce però trasferita in lingua inglese, tutto organizzato dall'intelligenza. Allora però la domanda delle domande è questa qua. Allora abbiamo visto i rischi, i pericoli, le cose, eccetera, eccetera. Per che cosa la utilizzeremo? Allora, secondo me il settore più importante in cui si potrà utilizzare l'intelligenza artificiale è nell'ambito dei contesti professionali. Io confesso che non vedo l'ora e già sto cominciando a giocherellare con ChatGPT nella possibilità di analizzare i miei dati quando ce li ho in Excel, quindi già come se avessi un assistente digitale che mi dà una mano ad analizzare i dati quando faccio le mie ricerche. Quindi sicuramente sono degli strumenti che in ambito professionale daranno un boost, un'accelerazione delle competenze enorme. Mi faccio un esempio, scusi professore, non per sapere i fatti suoi, ma lei che fa? Gli parla o gli scrive? Allora io gli do delle indicazioni chiedendo il suo punto di vista su dei file Excel che carico dentro il dispositivo. Ma per iscritto o No, per iscritto, scrivendo. Quindi gli do chiedo delle indicazioni. Mi dici che questa variabile con quest'altra variabile secondo te se possono essere incrociate e che tipo di risultati? Utile anche per la ricerca e per gli studi. Sono degli strumenti che trattano enormi quantità di informazioni, quindi chiunque abbia un lavoro che ha bisogno di trattare informazioni, di avere filtri di molti contenuti, eccetera, eccetera, sicuramente questi strumenti sono potentissimi, quindi sicuramente daranno un boost in ambito lavorativo. Ma ci aiuteranno per le cose che sono importanti, oltre naturalmente alle sue ricerche, la salute, per esempio le malattie. Qualunque attività professionale. Una delle ultime notizie è che c'è stato, attraverso l'analisi dei dati ChatGPT, o diciamo una variante di ChatGPT, è riuscito a identificare in anticipo delle avvisaglie di un tumore nei confronti di una persona che aveva chiesto una diagnosi. Quindi in realtà questi strumenti sono molto potenti, però come tutti gli strumenti potenti hanno bisogno di avere come si dice, un consulting, cioè non essere lasciati nelle mani delle persone per diventare appunto nella fattispecie i medici di Google che vanno su Google e cercano informazioni, ma ci deve essere qualcuno accanto che gli dà una mano a interpretare queste informazioni. Un altro pericolo, Pietro Schirano da New York in realtà è che perdiamo il lavoro, fanno tutto loro, è così. Certo, e questo è un rischio abbastanza importante. Infatti, come anche diceva il professore, praticamente i lavori che sono più a rischio sono quelli che hanno a che fare con un input di dati e un output di un risultato. Quindi, per esempio, notai, avvocati. In teoria la cosa che fa un po'... notai, diciamo, avvocati... Conduttori televisivi pure, perché... Produttori televisivi un po' meno perché c'è un elemento diciamo più creativo. Non lo so. E infatti la cosa che fa molto sorprendere tanta gente sull'intelligenza artificiale è che non sono diciamo quei lavori che tu ti aspetteresti sono quelli che siamo sostituiti prima, come magari non lo so, i lavori manuali, ma sono in realtà i lavori più cerebrali, che sono quelli più facili da replicare, perché alla fine noi abbiamo creato un cervello che è prettamente virtuale, quindi da un cervello virtuale si riesce ad emulare un qualcosa che è capace di essere fatto da un cervello naturale. Però una cosa importante da capire qui anche è che adesso ChatGPT sa fare un sacco di operazioni, può manipolare dati, può guardare documenti, immagini, però manca ancora questo elemento che qui nella Silicon Valley si chiamano agenti automatici. Quindi manca ancora quell'elemento dove ChatGPT tra virgolette può prendere 3 minuti del tuo tempo e da solo va e finisce un obiettivo. E adesso è questo che noi stiamo lavorando adesso in questo Gli anno. agenti automatici, Gli agenti automatici.
Sì. Prosegui. Dà la capacità a ChatGPT di praticamente finire un obiettivo senza avere, come diceva il professore, la capacità di dire devi fare questo, devi fare quest'altro, ma capire fondamentalmente dalla propria intelligenza. E quello è un problema perché se lo lasci, diciamo, senza redini, può comunque andare magari a creare delle situazioni che tu non vuoi, e magari può avere controllo sul tuo sistema, può avere controllo su internet e tutto il resto. E quindi questo, diciamo, la domanda che la gente si sta chiedendo adesso, come si fanno a controllare questi sistemi. Però, professore, venendo in studio, già siamo in base alle fake news, non c'era bisogno dell'intelligenza artificiale, e così possono aumentare molto di più, no? Questo è il problema serio, nel senso che ovviamente l'indistinguibilità della capacità di produrre testi, immagini, foto e video che avranno questi strumenti è molto potente, ma io non la penso solo a livello macro, la penso anche a livello micro, nel senso, se io voglio prendere le foto di una ragazza che ha messo su Instagram e le voglio trasformare e voglio sovrapporre queste foto in un video all'interno di una situazione erotica o porno, lo si può fare, e questo è un problema serissimo perché fa capire che questi strumenti in realtà non opportunamente, diciamo così, gestiti possono, quelle che possono essere delle opportunità si possono trasformare in dei problemi. Queste sono serie preoccupazioni. Quindi, come vedete, i fronti aperti sono diversi. L'ultimo che voglio chiedere, con una battuta, ci vorrebbe qua una trasmissione, ma non abbiamo il tempo, è la possibilità che ci sfuggano di mano, cioè che acquistino capacità, come si dice, sensoriale, sentano e decidano come nei film. Allora, per come ho visto che funzionano gli LLM, che è la parte, diciamo così, tecnico-scientifica che sta dietro questi strumenti, la risposta è no, perché questi qua continuano ad essere ancora dei giocherelli molto sofisticati che quando fanno delle reazioni noi interpretiamo come intelligenti, ma in realtà sono molto tecnici e schematici. Quindi, per come la vedo io, ancora tutte queste cose della fantascienza, di autocoscienza, Schirano è d'accordo. Sì, sono d'accordo. Adesso questi sistemi praticamente quello che fanno è solo prevedere la prossima parola. Esatto. È tutto basato su sistemi statistici, quindi non hanno, diciamo, tra virgolette, una coscienza. La domanda è se scaliamo questi sistemi, se diamo più potenza, più dati, più capacità, cosa succede poi? E questa, diciamo, è la domanda che adesso si sta cercando di affrontare nella Silicon Valley, però per adesso penso che siamo ancora 10 o 20 anni lontani da quello che a cui si riferisce come intelligenza sistematica generale, che è praticamente un'intelligenza artificiale che ha la stessa intelligenza di un uomo medio praticamente. E quello ovviamente è un'intelligenza che secondo me non ci sarà ancora per almeno un'altra decina d'anni, penso. Grazie, questo ci rincuora almeno un ventennio, noi siamo a posto. Professore, l'ultima cosa, abbiamo letto con la rassegna stampa che TikTok sta facendo concorrenza al commercio elettronico di Amazon e Walmart, o Walmart, come diavolo si dice. Che vuol dire? Vuol dire fondamentalmente che TikTok è diventata una piattaforma in cui le persone possono vedere direttamente i prodotti e poi direttamente lì acquistare in maniera impulsiva, quindi sicuramente molto più potente dei marketplace classici. Più potente? Fermiamoci qua, grazie, naturalmente la discussione continuerà nei prossimi mesi e anni, intanto abbiamo avuto una serie di informazioni importanti, abbiamo fatto anche un sorriso con il permesso dei nostri ospiti, Pietro Schirano di Everart AI e del professor Davide Bennato. State con noi, tra poco altri argomenti di tutt'altro genere, apparentemente l'artigianato, pensate, l'artigianato in epoca diciamo dove il digitale domina. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, abbiamo un altro ospite, Alessandro Allegra, che è il segretario di Confartigianato Catania, e parliamo appunto naturalmente di come una categoria importante ma anche tradizionale della nostra attività economica e del nostro modo di vivere si aggiorna con le nuove tecnologie. Noi ricordiamo due dati, li devo dare ma velocissimi, ci sono più di 4 milioni di aziende con 11 milioni di artigiani, corrispondono? Sì, assolutamente sì. Sono imprese artigiane, piccole, grandi, micro, e sono il cuore pulsante dell'economia italiana. È inutile che continuiamo a girarci intorno, sì, ci sarà l'algoritmo di ChatGPT, però poi alla fine che cosa fanno le imprese artigiane? Vediamo se corrispondi. Il grosso sono nella gioielleria, forse,
nell'industria del legno, nel settore alimentare, mi corregga? Sì, no, assolutamente sì, nel settore alimentare, nella produzione dei piccoli, voglio dire, la piccola gestione. Il settore della falegnameria, per esempio, è quello che in questo momento sta subendo un attimino una crisi, soprattutto sul ricambio generazionale. E perché? Perché basti pensare che in questo momento ci sono circa 1,5 milioni di giovani tra i 25 e i 35 anni, i famosi, i cosiddetti NEET, che non sono occupati e che pertanto per noi potrebbero essere il reale utilizzo fondamentale, perché ci sarebbe quel cambio generazionale che con Impresa 4.0 e con l'innovazione chiaramente la giovane età è più, come dire, cresce con gli smartphone in mano e quindi avrebbero la possibilità di inserirsi nelle nostre aziende a 360 gradi. E in Sicilia quanti sono? Più o meno un'idea del dato? Credo che sia almeno il 70% di questo dato. Beh, perché non sono interessati? Vi siete fatti allora, il problema principale è che si trova una certa apatia tra la domanda e l'offerta, nel senso che non si riesce a incontrarsi. Non dialogano. Sì, non so se realmente la colpa la possiamo dare, comunque tra virgolette, agli uffici del lavoro, no? Nel senso che quando un giovane va per cercare lavoro, chiaramente le imprese non sono tutte disponibili e viceversa. Bisognerebbe capire una cosa, che quello che poi alla fine il nostro presidente nazionale Granelli ha proposto e ha detto diciamo, in più lingue, come si suol dire, all'Assemblea del giorno 21 a Roma. Metteteci nelle condizioni di poter inserire questi ragazzi. Noi abbiamo l'esigenza, rischiamo di dover chiudere, di dover far scomparire alcuni settori. Gliene dico uno, il tappezziere. Lei oggi, se ha necessità di un tappezziere sotto casa, non lo trova. È veramente difficile. Perché? Perché la persona anziana, i nostri nonni che erano tappezzieri e quant'altro, hanno avuto difficoltà nel cambio generazionale. La colpa di chi è? Io le posso dire di noi giovani, mi permetto di entrare ancora nella categoria giovani, certo. Noi giovani forse, però do la colpa io soprattutto ai nostri genitori che hanno concentrato sempre e comunque tutto sulla scuola, sullo studio, e devo fare un plauso invece a questo nuovo sistema di formazione, gli ITS, che danno Come si chiama, scusi? ITS. ITS. Che danno la possibilità oggi di, appena diplomato, di fare una scuola, delle academy settoriali. Ce ne sono parecchie, ce n'è qualcuna per quanto riguarda il food, quindi la cucina e tutto quello che riguarda il sistema annesso alla cucina. Ecco, questo ti dà la possibilità di continuare e di approfondire, non per forza all'università con studi universitari, ma con studi presso aziende, perché c'è lo stage formativo obbligatorio, e quindi questo dà la possibilità a noi artigiani, a noi imprese, di trovare e di pescare, permettetemi il termine, all'interno di questi istituti personale che già è in qualche modo qualificato. Perché il problema sta anche lì. Il problema è quando noi prendiamo una persona che non è qualificata, però dobbiamo adempiere a degli obblighi, perché il corso sulla sicurezza e l'HCCP, per esempio per quanto riguarda la manipolazione degli alimenti, cioè diventa un costo importante per noi azienda, quando poi la persona invece magari dopo 2 giorni dice: sai che c'è, io non mi rendo conto che non è quello che voglio fare, e quindi sei sempre punto da capo. Quindi io credo che la cosa su cui si dovrebbe attenzionare è sui giovani, e capire cosa e come poter far sì che noi in azienda li potessimo formare, perché poi questi sono il futuro. Il negozietto sì, è tutto bello, Amazon, è tutto bello, i centri commerciali, non me ne vogliano, però il negozietto di vicinato, il negozietto sotto casa, quello è quello che ti dà il senso veramente reale della qualità, dell'unicità anche dei prodotti, sì, se vogliamo. Questo è importante, e soprattutto mi permetto di dire anche un'altra cosa, che ci dà anche la possibilità di dare anche una sorta di sicurezza, permettetemelo, perché avere sotto casa quei negozietti, che è il falegname, che è il tappezziere, che è la macelleria, che è la salumeria, che è il negozio di scarpe, il calzolaio, introvabili ormai, ecco, tutti questi sono quelli che comunque abbelliscono la via. Perché comunque oggi, per esempio, che siamo in prossimità del Natale, possibilmente metteranno degli arredi, degli addobbi natalizi, quindi colorano, danno anche sicurezza, perché luce. Lei si immagina la sera in una via dove ci sono tutte le botteghe chiuse, piuttosto che invece in vie dove ci sono vie non per forza principali, come possiamo intendere la via Etnea, il Corso Italia, il Corso di tutto quelli che sono, ma anche le vie secondarie, no? Chiamate secondarie se vogliamo. Quindi quello dà, a mio avviso, oltre che se la vogliamo mettere anche sotto questo aspetto, anche un senso di sicurezza, di decoro, di tranquillità, perché la persona che cammina anche alle 8 di sera, alle 9 di sera con queste luci, che i negozi ancti ancora aperti, secondo me dà un senso di... Vabbè, e questo è molto importante, quello
quello che ha detto, quali sono le difficoltà maggiori per voi fra queste tre? Lo sviluppo tecnologico, appunto, cioè che si fa tutto con la stampante, con le cose, eccetera, non c'è più bisogno, quindi la tecnologia. La concorrenza, ammettiamolo, di negozi e negozietti gestiti da personale straniero, non voglio dire il cinese per non offendere naturalmente una popolazione o una categoria di persone, e terza cosa il fatto che, come dire, il giovane aspiri ad altro, aspiri a cose più remunerative, più anche soddisfacenti dal punto di vista dell'immagine, del lavoro che fa, non lo so. Quali sono? Beh, io penso che in qualche modo tutte e tre. Tutte e tre. Perché? Perché in base ai settori c'è il negozio, come diceva lei, del straniero, che in qualche modo può fare concorrenza, però mi permetto un artigiano, un falegname, ok? Piuttosto che un ceramista. Non credo, e non ci voglio credere mai, che possa subire la concorrenza di una persona straniera. No, non c'è dubbio. Perché voglio dire, stiamo parlando di un prodotto di nicchia, un prodotto di qualità, un prodotto di eccellenza, quindi voglio dire, alla fine non credo che faccia gara con nessuno. Viceversa, per quanto riguarda invece la tecnologia, è una cosa con cui ci si deve scontrare e con cui si deve convivere. Perché oggi, se vogliamo creare e stare sul mercato, in un mercato così veloce, quello che stiamo pensando oggi già è stato fatto da un altro, ieri possibilmente. Ma voi la sapete usare l'innovazione o no? Per questo dico che ci vogliono i giovani. I giovani sono quelli che sono nati nell'innovazione, che sono nati con l'innovazione, sono quelli che, come dicevo prima, sono nati con lo smartphone, sono smart, fanno più cose contemporaneamente, senza voler dire andare contro nessuno, però lei si immagina un settantenne, mio padre ne ha 74, quindi vuol dire, un settantenne che si deve confrontare con tutto quello che è la tecnologia, con tutto quello che sono i macchinari, eccetera. Però è anche vero che se vuoi stare sul mercato devi per forza, come dire, convivere con queste attrezzature, con questi macchinari, se no sei tagliato fuori nei tempi di consegna, nei tempi di produzione, nella velocità, e pertanto sei per forza costretto, se vuoi. Basti pensare a una tipografia, no? La tipografia un tempo lavorava, oggi lei va stamattina e oggi pomeriggio le danno tutto quello che sono i calendari piuttosto che le agende e quant'altro, i bigliettini da visita, eccetera. Una volta passavano una settimana, 15 giorni, vi potete dare atto di questo, quindi quello inevitabilmente. Bisogna fare le bozze. Prima bisogna fare le bozze, oggi la bozza la fai una volta e rimane sempre, quindi la vai in stampa in automatico, voglio dire, il 3D, voglio dire, queste sono cose che comunque ti aiutano notevolmente, il 3D poi ci aiuta, oggi si parla di Monte sullo Stretto, quindi il 3D ci aiuta e ci fa vedere tutto. Per concludere, le volevo chiedere una valutazione concreta. Come possiamo fare in modo che domanda e offerta si incontrino in Sicilia qua? Allora, in Sicilia io come Confartigianato ho cominciato a dialogare con le scuole, con gli istituti tecnici, andando proprio direttamente nelle scuole per cercare di sensibilizzare i ragazzi e far capire che comunque fare l'artigiano è un plus e non è un piuttosto che andare a essere laureato e diventare poi un avvocato, un commercialista, uno dei tanti magari che comunque, andare via. o magari peggio ancora andare via. Tanti stanno riscoprendo la terra, no? Stanno ritornando alle origini. Vero, io ho degli vero. amici che sono biologi e che in questo momento stanno producendo il vino, hanno prodotto il vino e quindi voglio dire, sono tornati proprio alle origini dei nonni e quant'altro. E le risposte Quindi, ci sono da parte dei giovani? assolutamente sì. Assolutamente sì, da Quindi questa bisogna parte continuare su questa strada. bisogna sensibilizzare il giovane che comunque creare, fare, non è sporcarsi le mani, metaforicamente non è vergogna. Bene, grazie Alessandro Allegra, complimenti, buon Grazie. lavoro, ci fermiamo provvisoriamente qui, diamo un'occhiata al nostro almanacco, come ai bei tempi, e poi parleremo d'altro. State con noi. Sfatiamo un mito. Per legge i prodotti light contengono il 30% in meno delle calorie rispetto a quelli tradizionali. Questo però non significa che siano più sani o che facciano dimagrire. Per sostituire i grassi e gli zuccheri eliminati vengono utilizzati dolcificanti e additivi che potrebbero essere dannosi per la salute.
Il problema della bassa gravità non ha impedito agli astronauti di praticare 2 sport sulla Luna, il golf e il lancio del giavellotto. Era il 1971 quando il comandante della missione, con un attrezzo per scavi lunari, colpì 2 palline che aveva portato con sé dalla Terra. Un altro membro dell'equipaggio utilizzò lo stesso strumento come giavellotto. Immaginate di essere al ristorante. Il piatto che vi viene servito è un vero capolavoro, colori brillanti, disposizione armoniosa, un vero spettacolo per gli occhi. Bene, il proverbio "anche l'occhio vuole la sua parte" esprime proprio questo concetto. PS, l'importante è non fermarsi solo a quello. Buongiorno Sicilia, abbiamo 2 ospiti con noi, 2 presidi, attenzione ci danno i voti qua. Allora, Tarciso Maugeri, benvenuto, preside del liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale, e Riccardo Biasco, preside del liceo scientifico Archimede di Acireale. Perché 2 presidi di Acireale? Perché le scuole migliori di Catania, i migliori licei assoluti sono proprio loro, battono quelli di Catania. Ma come mai? Complimenti. No, che ci avete di più degli altri? Siamo dirimpettai e siamo in ottimi rapporti. Noi come i nostri alunni facciamo progetti assieme, eccetera. Secondo me, per quello che riguarda la mia scuola, ma conosco anche quella, è l'eterogeneità degli alunni, mentre i licei cittadini sono un pochino meno ricchi di differenze. Noi abbiamo molti pendolari perché i nostri bacini sono abbastanza larghi, i paesi viciniori. Dopodiché i docenti ovviamente, le strutture, le palestre, la progettualità extracurricolare e credo anche una certa passione dei ragazzi in quella scuola. Abbiamo spazi verdi, abbiamo strutture. Siete fieri di battere Catania? No, io non vedo una concorrenza con la città di Catania perché anche Catania offre un'offerta formativa valida e di degno rispetto. Non vedo gara, vedo semplicemente delle scuole che lavorano ogni giorno con strumenti, tempi e modalità per far sì che ogni singolo ragazzo abbia un'offerta formativa che possa dar loro la possibilità di entrare nel mondo del lavoro o andare all'università. Non vedo competizione, ma vedo, anzi faccio complimenti alla città di Catania perché anche Catania offre tanto al territorio e insieme a loro lavoriamo perché teniamo conto che molti progetti rete vengono svolti anche con i licei di Catania, per cui siamo cugini. Io sono fiero invece perché sono catanese e ho frequentato il liceo classico, quindi una sorta di piccolo riscatto. Benissimo, volevo ricordare che questa classifica dei migliori licei e istituti superiori di Catania è stilata da Eduscopio, che è il gruppo di lavoro tematico della Fondazione Agnelli. Non è che ci sono distanze siderali, il Cutelli è vicinissimo, poi c'è l'Ospedalieri, poi c'è il Galilei, il Principe Umberto, il Bolgiolera, insomma, ci sono poi... No, ci sono le scuole, per carità. Tutte le scuole. Ora, voi avete avuto problemi con il Covid, a che punto siamo? Allora, il Covid, premesso che io quando per il Covid lavoravo in un'altra scuola, per cui non ero dirigente del liceo classico di Acireale, però l'abbiamo affrontato sia nella funzione che ricopro anche come io ero sindaco di Militello, l'abbiamo affrontato in maniera molto tranquilla, nel rispetto della normativa, abbiamo garantito a ogni ragazzo mediante la DAD, dando loro dispositivi digitali, il diritto allo studio. E devo dire che abbiamo onorato la normativa e il diritto all'istruzione in maniera molto tranquilla e serena. Certo, le difficoltà c'erano state soprattutto con quelle famiglie indigenti che ovviamente non potevano permettersi un dispositivo, per cui la scuola doveva comprare dispositivi usando fondi appositi del Ministero, però ce l'abbiamo fatto. Al stato attuale... Quest'anno non si vaccina più nessuno? Molto meno, le assenze ci sono comunque, naturalmente non c'è quel picco. Ma devo dire che il Covid comunque ha segnato una discontinuità. Ma voi cosa fate ancora? Mettete, lo rendete, lo proponete, lo rendete obbligatorio il vaccino? Cosa fate? No, durante il periodo del Covid eravamo obbligati a monitorare, ovviamente a comunicare tempestivamente tutti i giorni all'ASL il numero di assenze, eventuali focolai e intervenire. E quindi poi si sono attrezzate con la didattica a distanza, le scuole hanno ovviato a questa difficoltà in maniera rapida, devo dire. Poi abbiamo comprato igienizzatori, ovviamente, che sono rimasti, anche alcune prassi virtuose sono rimaste, ma devo dire che fino ad oggi non c'è nulla che ricordi quello che abbiamo passato negli anni. Bene, questo ci rassicura, ci fa piacere sentirvelo dire, molto importante. Cosa fanno i giovani dopo che escono da voi? Allora, nel mio caso, la maggior parte degli studenti, dato che il liceo classico di Acireale o anche il liceo scientifico di Buonaccorso, perché io dirigo le scuole,
due istituti. Frequento la maggior parte dei casi l'università prettamente dell'indirizzo scientifico nel liceo scientifico, quello umanistico, giuridico nel liceo classico, anche perché noi abbiamo degli indirizzi di biomedico, l'ESABAC oppure l'Ippocrate, che fanno sì che già i ragazzi già dalla scuola secondaria di primo grado vengono indirizzati verso il tipo di istruzione, anche se poi ovviamente talvolta chi fa il liceo classico è matematico o viceversa. L'importante è che noi formiamo mente e costruiamo pensiero, poi i nostri alunni si troveranno bene. Costruiamo mente e formiamo pensiero. Bello, eh? Costruiamo mente e formiamo pensiero. Anche voi fate la stessa cosa? Sì, facciamo lo stesso mestiere. Una volta era pensiero e azione, io sapevo, ma qui era Mazzini. Libro, eccetera, eccetera. I nostri ragazzi prevalentemente si iscrivono alle facoltà universitarie. Abbiamo una convenzione con l'Ordine dei Medici e siamo un liceo con la curvatura biomedica. Abbiamo tassi altissimi di ragazzi che riescono ad entrare nelle università dei corsi sanitari e prevalentemente di medicina. Poi ovviamente giurisprudenza, ingegneria, fisica, matematica e in maniera residuale le altre. Noi abbiamo anche il linguistico, quindi moltissimi ragazzi si iscrivono al linguistico. Anche il linguistico è primo in questa graduatoria, volevo dire, perché sono scuole incarnate. Posso fare un'osservazione, Michele? È importante oggi nella scuola il ruolo del dirigente scolastico, perché è un manager a tutti gli effetti. E diciamo che se una scuola ha un buon manager acquista non solo alunni, ma acquista in classifica dei punteggi importanti, no? Arriva prima. Oggi il preside non è più quello di una volta. No, vabbè. Io direi che è residuale. No, palestrato. Sì, io insegnavo scienze motorie, avevo i pantaloni strettissimi, quindi sono a rischio di intervista. Dicevo che il ruolo del dirigente è residuale rispetto a tutte le altre componenti, cioè famiglie, alunni, docenti, personale ATA, strutture. Quindi il dirigente incide, credo lo abbiano calcolato, attorno al 5% un buon dirigente. Quindi le scuole vanno da sole come un'orchestra riesce a... Ma intercettare i fondi però è importante, no? Sì, adesso ci stanno subissando di fondi... Sono fondi PNRR, qualcosa... E già sono scuole abbastanza... Abbiamo avuto i fondi del sostegno dopo del Covid, ora abbiamo i fondi del PNRR, per cui il nostro compito è quello di investire secondo norme i fondi che arrivano. Ad esempio nelle classi dei cereali stiamo investendo circa 250.000 euro di fondi del PNRR. E che fate con questi fondi? Stiamo facendo dei laboratori, abbiamo dei progetti, anche lui, alla scuola superiore abbiamo dei progetti, abbiamo il Classroom, Azione 1 Classroom, e stiamo costruendo Azione 1 Classroom, Classi 4.0, stiamo facendo un laboratorio, 4.0. e poi abbiamo il progetto Labs, in cui costruiamo delle aule in cui i ragazzi facciamo didattica in cui le classi ruotano, come il modello americano, facciamo l'aula di scienze, l'aula di matematica, l'aula di biologia, e gli studenti luoghi di apprendimento multidisciplinari. Sì, intelligenza artificiale, ho sentito ora parlare. abbiamo una circolare del Ministero della Regione Sicilia, la circolare 22, in cui presentiamo un progetto di intelligenza artificiale. Allora, noi ci muoviamo. Ma infatti i due presidi veri sono ad Acireale a lavorare, noi siamo due proiezioni. Qui noi abbiamo davanti i rappresentanti dell'eccellenza della scuola siciliana, ma poi questo continua per i giovani continuano ad avere successo così come l'hanno avuto presso Questa indagine di cui stiamo parlando misura proprio due parametri, che sono quelli del numero delle discipline superate e la media riportata. È un follow-up dei 2 anni successivi all'università, quindi sì, certamente sì, ma non è così da quest'anno, è così da tanti anni. Sì. Quest'anno ricorre il centenario del nostro liceo, quindi siamo particolarmente contenti. Beh. Purtroppo i fatti di cronaca, temperano questa nostra gioia, la guerra. Ma cosa si riferisce? Da recente ovviamente all'assassinio della ragazza friulana. Quindi fatti di cronaca, femminicidi... Sì, devo dire, la gioia è contenuta perché abbiamo ricordato tutti gli omicidi, ma quest'ultimo femminicidio in giorno maniera... 21, un minuto di silenzio. Il Quindi vuole 25. dire, c'è una sensibilità dentro? Sì, ma io credo che debba essere continuata, perlomeno nelle scuole, così come l'intelligenza artificiale deve essere studiata e trattata con cura. Tutti i temi sociali devono essere vissuti giorno per giorno. Ovviamente le ricorrenze sono fondamentali. Ma voi avete un personale specializzato in questo, a parte voi che siete, diciamo, come così, scuole? Sì, noi facciamo progetti di pari opportunità da tantissimi anni. Assieme stiamo facendo un progetto sull'emotività, sui buoni sentimenti. Ma io devo dire anche la compartecipazione, almeno nella nostra scuola che è molto grande, con i rappresentanti di istituto, per tutte le attività, anche per la decisione delle attività da fare o dei temi da trattare.
A tal Ma voi proposito, sì. per chiudere su questo tema, visto che l'avete introdotto voi, siete favorevoli all'educazione civica, noi, all'educazione all'affettività, all'educazione al rispetto della parità di genere? Noi attualmente stiamo attuando un percorso di alternanza scuola-lavoro, diciamo PCTO, sulla gentilezza e sulla politica, per scoprire effettivamente questi valori che oggi stanno disperdendo. Lavoriamo insieme, i nostri alunni il pomeriggio si uniscono alternativamente nelle nostre sedi con degli esperti, per cui noi stiamo lavorando già prima di questo citato fenomeno. Le scuole sono aperte fino alle 7 di sera da 30 anni, sono scuole. Per cui noi stiamo lavorando su questo percorso. Io aggiungo che ovviamente tutta la progettualità, ma è il clima che si respira nelle scuole, come nelle famiglie, no? Parafrasando le famiglie, non sono i discorsi, le prediche, eccetera, e soprattutto, non l'esempio, la pratica quotidiana. E che clima c'è? E il clima nella mia scuola c'è un grande ambiente, c'è un telescopio, una libreria enorme, 2 palestre, una omologata, spazi, alberi, campo di calcetto, quindi è una sorta di college, è un clima abbastanza sereno. C'è una ragione per la quale siete i primi in classifica. Ricordo allora il professor Biasco, Riccardo Biasco, preside dello Scientifico Archimede di Acireale, e Tarcisio Mauseri, preside del classico Gulli e Pennisi, famosissimo di Acireale. Complimenti, buon lavoro, proseguite così. Grazie, noi facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo di altro. Buona State con giornata. noi, buongiorno Sicilia. Grazie. Alla prossima. Buongiorno Sicilia, è il momento di dare un'occhiata alle stelle, lo facciamo con Marco Amato e la sua magnifica tazzina di caffè. Che bella! Oggi Flower Power, buongiorno a tutti! Buongiorno, buongiorno. Flower Power, mi ricorda cose ormai passate, qui siamo a 4.0, amico mio. Sono un amante del vintage, quindi insomma vinciamo sempre. Tra l'altro oggi ho proprio la giacca di vellutina, proprio come la mia poltrona. Ecco, perfetto, non ti sfugge nulla, sei veramente un maestro. Nessun particolare al caso, l'ascendente vergine. Ascendente vergine, buono a sapersi. Ebbene, oggi ho scelto di mettere sotto i riflettori delle stelle la signora Ciccone. Volevo proprio un must d'eccezione, proprio perché, a parte la sua planetaria e riconosciuta bravura, la signora ha segnato un'epoca, 40 anni di carriera, 65 splendidi anni e un camaleontico divenire, sempre alle prese con la sua musica e le sue cangianze stilistiche e creative. Ecco, quello che mi ha colpito moltissimo della signora è che è una leonessa, una leone che però ha anche un ascendente vergine. Ecco, si è sempre detto che Madonna, oltre alla creatività e all'abilità musicale, ha avuto sicuramente sempre il talento di settorializzare bene le sue fasi, ecco, e quindi di diventare un po' quello che il filone artistico di quel momento che la ispirava la faceva diventare. E quindi passiamo da toni indianeggianti piuttosto che spagnoleggianti a quelli anche insomma di contestazione, di rivolta, ad un americanismo all'American Pie, a Austin Powers i suoi Flower Power, divertentissima fu quell'epoca. L'ammirazione che ho per la signora deriva soprattutto dal fatto che ha avuto anche delle vicissitudini personali, ha anche una malattia con la quale ha combattuto per un bel po', dalla quale come al solito ne è uscita vincente da brava leonessa e assolutamente ha stupito tutti in Italia con un successo strepitoso a Milano al suo concerto al Forum di Assago. Insomma, ancora una volta l'inossidabile leonessa del rock, regina del rock, del pop mondiale, ha ancora una volta trionfato. Le caratteristiche leonine si distinguono per il loro brillare. Vi ricordo che il leone è il segno del sole e che un buon ascendente metodista e settoriale come la Vergine danno una maggiore abilità applicativa alle varie fasi. Oltre a questo, una splendida Venere uraniana che la rende originale e stravagante, ma anche un Giove congiunto a Nettuno in Scorpione che la rendono profonda e spirituale. Vedete, astrologi si diventa anche studiando
i quadri astrali delle persone famose, proprio perché l'evincibilità, l'immediata riconoscibilità della potenzialità massima che possono dare i talenti zodiacali sono facilmente vincibili, studiabili e tracciabili. Oggi continua la Luna in Gemelli a essere regina della comunicazione. Ebbene, quindi viva i segni d'aria. Gemelli, Bilancia, Acquario stanno vivendo un momento di ripresa e di comunicazione molto efficace e produttiva a livello lavorativo e relazionale. Chiaramente, se va bene agli aria va bene anche ai fuoco, quindi anche Leone, Ariete e Sagittario. Il Sagittario tra l'altro sta vivendo un momento di grande energia, molto più potenziato con Marte e Sole nel segno, e il Leone propriamente, che ha avuto un anno e mezzo un po' di difficoltà, si sta riprendendo alla grande. Ariete rilancia su tutto. I Terra un pochino più rallentati oggi, anche se Vergine e Toro concludono bene degli accordi lavorativi in delle vicissitudini un poco complicate. Capricorno geniale e soprattutto innamorato. Gli Acqua, Cancro, Pesci e Scorpione sono in pole position per quello che riguarda sentimenti e progettualità, che anche se con lentezza porta il Cancro a riconquistare una dimensione un po' più propria, lo Scorpione a dirigere in maniera più cosciente, ad ambire a cose un po' più ampie. Oggi una sorpresa, una comunicazione che arriva decisamente interessante. Pesci sempre più sicuro e sempre più deciso a investire in se stesso nonostante le difficoltà che negli ultimi mesi hanno un po' reso discontinuo il suo andazzo lavorativo. E detto questo, vi auguro una splendida giornata. Buongiorno Sicilia. Ma buongiorno a te, splendida giornata a te, caro Marco Amato, precisissimo come sempre. Angelo, vogliamo dare una news che non sia una fake news? No, spero non lo sia, perché c'è un caso che arriva dall'Australia, anzi dalla Nuova Zelanda, chiedo scusa. Fumo, basta restrizioni, la Nuova Zelanda mette la retromarcia. Ma perché lo fa? Il governo conservatore fa cassa con il tabacco per poter abbassare le imposte sui redditi. Hai capito? E quindi si torna di nuovo. Cioè, avvelenatevi così pagherete meno imposte tasse sui redditi. Esattamente. Va bene, d'accordo. Ora invece passiamo a un salto nel tempo. Il 28 novembre 1520 Magellano raggiunge il Pacifico dopo aver navigato lo stretto che separa l'America Latina dalla Terra del Fuoco e che oggi porta il suo nome, lo stretto di Magellano. Il 18 novembre ma del 1907 nasce Alberto Moravia, morto poi nel 1990, stiamo vedendo la foto, esordì con il romanzo Gli Indifferenti, il suo massimo capolavoro. Ne seguirono poi altri come La Ciociara, La Romana e La Noia, che sono stati portati al cinema da registi del calibro di Vittorio De Sica. E 2 anni dopo, il 28 novembre del 1909, Rachmaninoff esegue per la prima volta il suo concerto numero 3 per pianoforte e orchestra appena composto. Considerato il più difficile nella storia del pianoforte, è un capolavoro di precisione e anche di bellezza. Il 28 novembre del 1925 è nato lui, Umberto Veronesi, che poi purtroppo è morto nel 2016. Ha dedicato la sua carriera, come saprete, allo studio, alla prevenzione e alla cura del cancro, principalmente a cancro al seno. Per sostenere la ricerca, nel 2003 ha dato origine alla Fondazione Umberto Veronesi. Passando poi alla fine del secolo, il 28 novembre del 90, John Major, ve lo ricordate? Eccolo qua. A seguito delle dimissioni della Thatcher viene nominato primo ministro del Regno Unito e non lo attende un compito facile, perché arriva a Downing Street dopo che Saddam Hussein aveva invaso il Kuwait e cominciano le guerre del Golfo, eccetera, eccetera. 28 novembre 1999, a due anni dal terribile sisma che ha colpito l'Umbria e anche le Marche, riapre ai fedeli la splendida basilica di San Francesco in Assisi. Il restauro è stato completato in tempo per il successivo giubileo universale del 2000 proclamato da Giovanni Paolo II. Eccolo qui, un interno, diciamo, della Basilica di San Francesco. Era il 28 novembre ma del 2005 quando Roberto Benigni viene insignito, e il momento è stato immortalato da questa foto, dall'Ordine al Merito della Repubblica. Il presidente Giovanni Ciampi lo nomina Cavaliere di Gran Croce. A contribuire è stato anche il suo monologo che esalta la Costituzione italiana come la più bella
al mondo. Per concludere, 28 novembre del 64, lo avete riconosciuto? Un giovanissimo Gianni Morandi, primo in classifica con Non son degno di te, la solita incredibile coppia di autori, Migliacci Zambrini, scrive un altro successo, questo poi vince il Festival delle Rose, anche questa canzone ispira un film con protagonista gli stessi interpreti, cioè In ginocchio da te. Chi era lei? Laura Frichian, naturalmente, con cui loro hanno avuto una bellissima storia d'amore. Ascoltiamo il brano cantato da Gianni Morandi e Gianna Nannini, Non son degno di te, e con questo vi lasciamo, vi diamo appuntamento a domani sperando di essere degni di voi. A domani.